Noi vogliamo che Villa dei Cedri, tutta la Villa dei Cedri col suo parco e con le sue pertinenze diventi il luogo di riferimento a livello regionale sui temi del paesaggio. Siamo ancora in candidatura patrimonio dell'umanità, però dobbiamo individuare quei luoghi che siano significativi, in primis per i nostri concittadini, per la gente che vive, che ha vissuto il nostro territorio, poi per i turisti. Ecco che in Villa dei Cedri, nella pertinenza sud che oggi abbiamo inaugurato, troverà sede un laboratorio multimediale sul paesaggio con la dinamicità di voler creare le condizioni affinché si studi, si rifletta, anche si critichi su argomenti del paesaggio modellato dall'uomo, paesaggio vissuto dall'uomo, paesaggio che dà vita all'uomo. Attraverso questo gli elementi fondamentali della vita, l'acqua in primis e poi la materia, le pietre. Ecco perché con questa inaugurazione ringrazio Miro Graziotin e i fotografi per questo veloce allestimento che sarà completato nei prossimi giorni, dove la pietra ha un valore importante. Abbiamo iniziato appunto 14 mesi fa l'intervento che ha riguardato tutti i piani dell'edificio, dell'ex opificio di Villa dei Cedri. Quello che oggi inauguriamo è il piano centrale che è reso funzionale, mentre il piano interrato e il piano superiore è completato a livello strutturale, ma manca ancora delle finiture. L'intervento è stato molto complesso in quanto abbiamo dovuto innanzitutto risolvere un problema di presenza di acque notevoli nell'interrato, per cui è stato realizzato tutto un sistema di canalizzazioni, di drenaggi particolari, sospendendo il primo solaio e il secondo e liberando tutte le strutture del piano interrato, con un problema di presenza di acque e ritrovamento di pavimenti antichi. Prevederemo nel fondale una vasca d'acqua con uno schermo per illustrare appunto le tematiche dell'acqua e dell'opificio, che vuole proprio evocare il significato dell'acqua per questo luogo. Quindi dall'interrato si vedrà il canale Cordana dove c'erano le rogge e si vede anche l'acqua progettata all'interno che in qualche maniera richiama e evoca questo elemento matrice del luogo.